Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, questo weekend ci ha consegnato una cartolina a modo suo meravigliosa sulle ipocrisie e i contorcimenti del politicamente corretto, sul fossato che si spalanca tra la realtà internazionale, della cronaca anche internazionale, e la bolla dell'ideologia con le sue parti preconfezionate in commedia, i buoni per definizione, i cattivi per definizione, che ci viene propinata ogni giorno. La scena ci arriva da un luogo insospettabile, dalla Spagna di Sanchez, la nuova patria d'elezione di tutte le anime belle, progressiste, europee e mondiali, no? Sapete? Nella fattispecie dall'aeroporto di Bilbao, dove c'era una febbrile attesa perché arrivava con un volo dalla Turchia l'aereo che riportava in Spagna i flottiglianti della casa, i flottiglianti spagnoli che rientravano con un volo dalla Turchia. Già durante l'attesa si è segnalata tensione tra gli attivisti e i parenti dei flottiglianti che tornavano e gli agenti che han fatto fatica a contenere, a far rimanere questo contingente pro flottiglia, diciamo, nella zona loro riservata dell'aeroporto. Poi sapete, un aeroporto non è che sia un luogo esattamente ideale per imbastire della cagnara politico-ideologica, no? È fatto di spazi, di procedure, di rispetto delle medesime, ma comunque insomma c'era già una situazione di tensione. Sbarcano gli eroi del contingente proprio internazionale, i flottiglianti spagnoli. A un certo punto succede che uno di loro, mentre chiaramente erano diciamo in posa a favor di telecamera, come per carità anche legittimo, insomma sempre di un aeroporto erano, dovevano permettere anche spostarsi per tempo, ha spinto un poliziotto che gli chiedeva di spostarsi, cioè costui ha spinto, ha chiaramente messo le mani addosso a un rappresentante delle forze dell'ordine che osava chiedere di spostarsi, probabilmente gliel'ha chiesto proprio magari quando stavano scattando i selfie e quando c'era il grandangolo migliore per la fotografia, una provocazione reazionaria inaccettabile da parte dell'uomo in divisa. Dopodiché lo stesso soggetto, che evidentemente era in ansia da prestazione, ha provato a correre verso un parente che era appunto nel gruppo di manifestanti che li aspettava, oltrepassando i cordoni, le transenne messe dai poliziotti, sempre in maniera forzata. Voleva forse forzare un ennesimo blocco nella sua testa, perché un po' questo è lo schema d'azione. Quindi da lì si è scatenata la corrida per rimanere in tema, a cui hanno partecipato anche gli attivisti che erano lì in attesa, e insomma gli agenti sono dovuti intervenire, sì, non con delle margherite o con dei discorsi pacifisti, ma hanno dovuto immobilizzare più scalmanati, riportare la calma, usare anche i manganelli con chi recalcitrava o aveva e stava mettendo le mani addosso alle forze dell'ordine. Tant'è che 4 di questi galantuomini, 2 diciamo reduci della flottiglia e 2 invece tra i sostenitori, sono finiti in manette per grave disobbedienza, resistenza all'arresto e aggressione a pubblico ufficiale. Ovviamente per la flottiglia è un ennesimo caso di fascismo contemporaneo. La Global Subflotilla ha chiesto ovviamente un'indagine internazionale. E ha detto: l'impiego della forza da parte della polizia basca rappresenta un'inaccettabile mancanza di umanità e una continua dimostrazione di violenza sistematica e coloniale. Violenza sistematica e coloniale, cioè da parte sostanzialmente di spagnoli a danno di altri spagnoli, ma il colonialismo evidentemente è sinonimo del fatto che vige ancora questa anticaglia reazionaria per cui non si possono spingere i poliziotti o forzare le transenne messe dai medesimi.
La flottiglia ha continuato denunciando che la violenta aggressione è la dimostrazione della repressione globale interconnessa. La repressione globale interconnessa, c'è una sorta di spectre, quindi reazionaria violenta, che unisce sostanzialmente il Mossad e la polizia basca. Ci sarebbe da ridere se questi non fossero però gli eroi che il mainstream ci propina quotidianamente. Dopo le risate c'è da fare anche qualche domanda. La prima è: non è che cioè, questi i signori della flottiglia hanno anche, mettiamola così via, hanno anche una ratio mediatica e propagandistica nelle loro azioni, strumentale, sono i primi a costruire un racconto e a volerlo propalare, per cui no, loro sono le vittime perenni in qualunque situazione. Insomma, non è che più che attività umanitaria fanno attività politica smaccata. L'altra domanda è sul doppiopesismo di chi il racconto lo stende, che è meraviglioso, perché nessuno tra giornaloni, intellettualoni, esponenti politici del fronte dei buoni se l'è presa con la Spagna, dove è andata in scena questa cosa inaccettabile, per cui sono state messe le mani addosso a membri della flottiglia. E perché avveniva nella Spagna di Sanchez, no? L'idolo del fronte propal globale, no? Il leader europeo che ha più preso le distanze, diciamo, è troppo eufemistico, che ha più attaccato lo Stato degli ebrei in questi anni, che recentemente ha ricevuto con tutti gli onori Francesca Albanese, no? La Madonna Pellegrina dei profani, insomma non rientrava tanto nello schema, e quindi queste botte, queste manganellate hanno fatto meno scandalo di altre botte e di altre manganellate. C'è un lievissimo doppiopesismo del racconto? Prendete queste domande, prendete le scene tra il ridicolo e l'offensivo, andate in scena all'aeroporto di Bilbao, insomma avrete la conclusione che in gran parte, spesso, per evidente dimostrazione anzitutto dei suoi esponenti, la flottiglia è anche una grandissima baracconata. Grazie a tutti, vi aspetto